Una notizia di mercato scottante è appena emersa per i tifosi del Napoli, e nessuno se lo aspettava. È stato confermato proprio ora. Guardate qui, tifosi. Come sempre vi chiediamo di lasciare un like a questo video e iscrivervi al nostro canale di notizie per rimanere aggiornati. Questo pomeriggio abbiamo una notizia che sta sconvolgendo tutti. Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento di giugno, il Napoli sta cercando di rafforzare il centrocampo e trovare un sostituto per un giocatore che sembra incline a lasciare il club alla fine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club napoletano sta puntando su 3 talentuosi centrocampisti per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Tra questi spicca Leon Goretzka, imponente centrocampista tedesco di 29 anni che ha giocato un ruolo chiave nel Bayern Monaco. Il suo nome crea interesse non solo nel Napoli, ma anche nella Juventus, creando una possibile sfida sul mercato dei trasferimenti. Oltre a Goretzka, il Napoli sta valutando talenti internazionali come Georgi Sudakov, giovane prodigio di 21 anni dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina. All'inizio dell'anno, Aurelio De Laurentiis ha presentato un'offerta di 40 milioni di euro per Sudakov, il cui valore ora supera i 50 milioni. Il Napoli è determinato ad entrare in una dura competizione per assicurarsi il talento del giocatore, nonostante l'interesse crescente da parte di vari club, incluso la Juventus. Completa la lista degli interessi del Napoli Lewis Ferguson, dinamico centrocampista scozzese di 24 anni che ha brillato al Bologna sotto la guida di Cia Giumotta. Nonostante l'interesse di altri club e l'ambizione del Bologna di rimanere competitivo in Europa, il Napoli spera di aggiungere Ferguson alla sua rosa, puntando a una solida campagna in Champions League. Il Napoli sta operando con cautela e pazienza, cercando le migliori opzioni per rafforzare la squadra e raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione. Tifosi, cosa pensate di queste mosse di mercato? Fateci sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di notizie per ulteriori aggiornamenti sul nostro amato club. Forza Napoli sempre!